Ad Agrigento è stata ricordata al Circolo Empedocleo in via Atenea, su iniziativa del CEPASA, Centro di Promozione e Azione Sociale presieduto da Paolo Cinone, e dall'ANIOC, Associazione Nazionale Insignito Onorificenze Cavalleresche, delegazione di Agrigento, diretto da Gaetano Marongio, la figura di Antonio Manganelli, prefetto capo della Polizia a 5 anni dalla morte. Sono intervenuti gli stessi Cilone e Marongio, il sindaco Calogero Firetto, il questore Maurizio Ariemma, il magistrato Salvatore Cardinale e il prefetto vicecapo della polizia Filippo Dispenza. Antonio Manganelli viene ricordato questa sera a 5 anni dalla sua dipartita. Manganelli è stato un grande poliziotto ed è stato quello che arrestò il capo della mafia catanese Nitto Santapaola ed altri esponenti della mafia palermitana, e soprattutto fu il grande poliziotto che assieme a Falcone portò avanti quella che era la politica tra pentiti e giustizia, e fu nel grande processo che Manganelli condusse una sua azione gestendo benissimo la funzione di Tommasino Buscetta. Quindi è stato un grande servitore dello Stato e soprattutto è stato un brillante questore di Palermo. Illustrerò nel corso dei lavori di questo pomeriggio, di questa serata, la personalità del dottore Manganelli quale risulta dalla sua attività professionale. In particolar modo incentrerò il mio intervento sulla caccia che il dottore Manganelli ha dato ai latitanti della mafia palermitana e della mafia catanese. Nell'ambito di questo disegno di intervento ricorderò la cattura di Benedetto Santapaola, la cattura di Pidru Madonia, Giuseppe Pidru Madonia di Caltanissetta, la cattura della latitante palermitana Agliere, Vernengo, Madonia, i due fratelli Madonia, Lucchese ed altre persone che per molto tempo, la cui latitanza per molto tempo ha impegnato le forze di polizia in Sicilia. Illustrerò poi il contributo che ha dato il dottore Manganelli nello spingere, nell'indurre personaggi di rilievo della mafia ad aprirsi alla giustizia e quindi a dare dei contributi di conoscenza che poi hanno consentito di intavolare, di instaurare tutta una serie di processi che hanno determinato la condanna di esponenti di gregari di Cosa Nostra. Nel ricordo del prefetto Antonio Manganelli, a 5 anni dalla sua morte, vengo ispirata appunto in vista di questo evento dalla poesia, scrivo la poesia L'odore del mare. Questa poesia diciamo che si rifà proprio all'amore che quest'uomo aveva per il mare, quindi che mi ha colpito molto, e quindi ispirandomi a scrivere questa poesia.